niente. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi do occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto tanto quando mi annoi e tu mi fai la disco paradise. Siamo nella culla della Magna Grecia e questa sera andremo a leggere Miss Magna Grecia. Siamo a Cirò Marina, terra bellissima di mare e di sapori meravigliosi che arrivano da un fantastico vino. Andiamo a vedere quelle che sono le altre meraviglie di questa cittadina. Allora, questa sera facciamo una cosa molto diversa, perché invece di andare nel backstage dalle ragazze e dagli amici di Framesi che sono arrivati, invece parliamo con gli amici del pubblico che ci seguono, o meglio, seguono magari le loro figlie, i loro figli. Buonasera. Buonasera. Allora, voi chi accompagnate? La nuora. Ah, vedi, ci sono anche le nuore che vengono accompagnate, non solo le figlie, ma anche le nuore. Come si chiama la sua nuora? Anna, quindi salutiamo Anna, poi la vedremo sul palco. Lei fa un tifo sfegatato, immagino. più o meno. Vabbè, avete preparato anche gli striscioni? Perché non lo merita, non sono il tipo. Ah, non è il tipo, vabbè. Lei invece, signora? La nuora sua che è mia nipote però. Quindi la nipote, vedete i legami familiari quanto sono importanti nel concorso di Miss Italia Calabria. Vediamo un po', facciamo un passo indietro. Invece abbiamo intervistato due signore, andiamo da due signori, o meglio da un ragazzo e da un signore. Allora, da quanto tempo ci sta seguendo? È da parecchio. Dall'inizio? Dall'inizio, sì. Quanti tagliandi ha fatto la macchina? Un paio. Un paio, vedi? Quindi no, non... sto scherzando, no, sto tagliando. Nessun tagliando. Bellissimo. Seguo mia figlia. Ma si diverte anche, no, o meglio... No. Io sto dicendo che state colorando le serate, belle perché diciamo è un... Ma è anche un girare tra virgolette nella nostra regione, magari a parte magari i posti più grandi, ma anche nei posti più piccolini magari. Tipo ieri all'Ares Roberto, posto favoloso, ma è stato, conoscevo di nome Fiumare, diciamo, non tanto. Sì, per Minoreitano. Bravo, però bello. Ti ho fatti i complimenti prima in privato, ripeto a te, anche alla conduttrice. Anche Linda. Sì, Linda, brava. E invece abbiamo questo giovanotto
che si chiama? Simone. Simone, segui anche tu, immagino. Siamo tutti qui a seguire Anna. Sì. Lei è la suocera, il fidanzato, lui il papà. Ah, vedi qua, facciamo quasi un matrimonio fra poco. Sì. Manca solo il prete, io non posso farlo per ovvi motivi e non ho l'abilitazione, diciamo così. Ecco, allora facciamo un grosso in bocca al lupo ad Anna allora a questo punto. Certo, in bocca al lupo. Perfetto, e noi ci uniamo all'in bocca al lupo sia ad Anna ma a tutte le ragazze che parteciperanno. Ci vediamo fra poco sul palco perché siamo pronti. Prima facciamo un sorseggio, si può fare un goccettino di vino di Cirope, visto che siamo a Cirope. Ci vuole. Faremo un brindisi con le ragazze, molto sobrio. Ci vediamo sul palco. Corre l'anno 1939 e nasce un concorso fotografico dal titolo 5.000 lire per un sorriso. Tutto parte dalla pubblicità ad un dentifricio per arrivare ad eleggere Miss Sorriso. Che diventerà famoso in tutte le città. Ragazze, scusate il ritardo, ma come sei vestita bene. Ma avete sentito? Cosa? Ci sarà un concorso di bellezza. Eleggeranno Miss Sorriso. Ma davvero? Ma secondo voi posso andare bene? Ma certo. Sei la solita sciocca, Adele. E allora, corriamo a vedere di che cosa si tratta. 5.000 lire per un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. 5.000 lire, che paradiso, per musetta delizioso che lo vincerà. Ehi, dove vai? Tu non cambi mai, il tuo sorriso fa rumore tra un miliardo di parole, il tuo viso è armonia, sei la perfezione nel tuo modo di apparire, così acqua e sapone. Ehi, dove vai? Non rispondi mai, cammini piano tra la gente, confondi senza chieder niente, mi guardi senza dire fare mai niente. Sei tu che porti a spasso il sorriso delle donne, che cambia a volte un giorno, spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile. Ma benedette queste donne che amano la vita e sono come te. Non guardi mai, ma quante lettere che hai scritto spedite non l'hai mai nella tua stanza, che si prendi i sogni tuoi ma tu non sai che dentro un gesto indifferente il tuo sorriso è così grande. Cammina piano tra la gente senza chiedere niente e io da sola assente cerco un verbo al presente per dirti che sei importante, molto importante in questa vita scintillante, illuminante, che cambia a volte un giorno, che spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile. Ma sante benedette queste donne che amano la vita e sono come te. 5.000 lire. E se ti fermi, mi guardi, sorprendi, mi accendi e cerchi poi consensi nei tuoi 1000 gesti lenti. Mi incanti, sai, mi incanti ormai come un'eclissi in un giorno pieno di sole. I tuoi silenzi ormai fanno rumore, miliardi su miliardi di parole, sono assente e cerco ancora un verbo al presente col tuo sorriso stampato nella mente. Amici di Ciro Marina, buonasera, benvenuti, bentrovati e ben arrivati in questa meravigliosa location per quella che sarà
un'altra nostra finale regionale, ovvero Miss Magna Grecia Calabria. Abbiamo già le nostre 15 concorrenti, ma prima, come sempre, salutiamo il nostro meraviglioso corpo di ballo. Mi metto da questa parte per fare un applauso a Marina Oliva, a Maria Elenia Tucci, a Berni Molinaro e Ilaria Zinnaro. Grazie a loro e grazie anche alle coreografie della nostra Lia Molinaro, e un grazie anche per essere qui stasera a tutte e 15 le nostre meravigliose ragazze che ritornano dietro le quinte, accompagnate dall'applauso del pubblico di Cirò per prepararsi a quella che sarà la loro esperienza per questa sera. Allora, io vado a ringraziare ovviamente immediatamente anche l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Sergio Ferrari, poi parleremo anche e saluteremo l'assessore Virginia Marasco e il consigliere comunale anche Francesco Affatato, che sono in giuria con noi, e li ringraziamo ovviamente per quello che è stato l'invito ad arrivare in questa bellissima città che è insomma culla della Magna Grecia. Noi abbiamo il piacere, l'onore e il privilegio anche di visitare moltissime cittadine in tutta la nostra regione, e ognuna di esse trasuda storia, dà quella sensazione insomma di essere in dei posti importanti anche che raccontano tanto della nostra civiltà. Poi abbiamo anche dei prodotti di eccellenza, qui insomma non sto a scoprire io il meraviglioso vino che ci dà anche lustro in tutta Italia. Proprio con la Carli Fashion Agency siamo andati anche al Vinitaly ultimamente ad aprile, quindi abbiamo anche apprezzato in quella sede quanta importanza ha ricevuto anche questo meraviglioso prodotto. Allora porto anche a tutti quanti voi il saluto della nostra patron Patrizia Mirigliani, ovvero, cito testualmente: cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'84esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie, tutti quelli che hanno fatto parte e continuano a far parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni, e per iscrivervi è ancora possibile, basta andare sul sito www.missitalia.it, dove troverete anche tutte le curiosità riguardanti il concorso, e potrete seguire anche sui social Facebook, Twitter e Instagram con delle grandi novità. Questo è il saluto che porge la nostra patrona Patrizia Mirigliani, che salutiamo anche da questa sede, e io non potevo essere da solo qui questa sera, assolutamente no, perché lei è stata un po' birichina, perché in qualche occasione come dire, si è un po' tutelata perché ha avuto un po' di calo di voce, ma adesso lei è tornata, ne sono sicurissimo, anche perché questa sera è in veste di Woman in Red, Linda Suriano. Buonasera a tutti. Diciamo che la voce non mi è proprio tornata del tutto, però non potevo lasciarti nuovamente solo. Ma io anche infatti perché sono molto affezionata a Ciro Marina, sia perché ci sono tanti amici qui a Ciro che conosco da tempo, sia anche perché è stata una città protagonista di due nostre finalissime di Miss Calabria, quindi sia nel 2017 che nel 2018, e devo dire che ha portato fortuna le Miss Calabria elette proprio qui, eravamo al porto, per cui stasera non potevo per ovvi motivi lasciarti solo. Mi sembra anche giusto, mi sembra anche più che giusto. Poi magari questa sera eleggeremo una Miss che avrà la stessa fortuna, noi le auguriamo, perché noi no? Ovviamente sì, anche perché Ciro Marina ha visto, cioè Roberta Morise è proprio di Ciro Marina, quindi ha partecipato a Miss Italia, la salutiamo perché anche Ciao, lei è Roberta. una nostra amica, ha avuto ed ha un percorso professionale insomma importante, Anche no? televisivo, certo. Abbiamo avuto anche Claudia Trieste qui a Ciro Marina, che è diventata poi Miss Sì, Italia, per sì. cui devo dire che da qui Porta bene. Ciro Marina porta bene, sono nate delle belle donne e sono state anche elette altrettanto belle donne, quindi speriamo che stasera la Miss Magna Grecia Calabria abbia tanta fortuna, tanto successo. Allora, amici del pubblico, siete numerosissimi, come anche i nostri giurati, come ogni sera. Prendete subito i vostri telefonini, i vostri cellulari, solo per questo frangente, prendeteli proprio tutti, anche voi del pubblico, forza. Vi vedo con le braccia concerte, in quindi effetti dovete prendere i telefonini in mano. Ma ti dico perché ci sono anche i genitori che vengono tutte le sere e sono felici. Io ne vedo qualcuno qua sulla mia destra felicissimo, perché solo ieri eravamo a San Roberto. È vero.
Quindi noi giriamo la Calabria in lungo e largo, da San Roberto a Ciro Marina è un attimo. proprio così, uno Domani schiocco. saremo a Turano, però è l'occasione anche per girare dei bei posti, no? Per visitare dei bei posti. Quindi se non prendete i telefoni in mano non possiamo andare avanti. Esatto, se ci tenete a vedere le vostre figlie dovete ovviamente collaborare. Allora, anche laggiù prendete i telefonini, perché cosa bisogna fare, Suriano? Dobbiamo andare sulla nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, Sì. mettere il segui sulla pagina, Vero. andare sulla diretta Facebook e condividerla. Vi raccomando, condividete la diretta così che chiunque non è presente qui fisicamente può ovviamente seguirci. Inoltre potete e dovete anzi certo. scrivere nei commenti il numero della Miss che più vi piace, quella che preferite, così che alla fine della serata, prima di proclamare la Miss Magna Grecia Calabria, andremo ad eleggere la più votata del web di questa sera. Perfetto, anche perché abbiamo una favolosa addetta stampa che è la nostra Denise Ubriaco, che conta uno per uno tutti i voti, è una Sì. cosa impressionante, e sono È tipo arrivati un computer, tantissimi. È un praticamente computer. sì, segue la diretta con tanta attenzione. Io ci tenevo a ringraziare personalmente, Sì. l'hai fatto già tu Andrea, l'amministrazione comunale, ci tenevo a ringraziare il sindaco Sergio Ferrari, ma soprattutto l'assessore Virginia Marasco, con la quale in quest'ultimo periodo ci siamo sentiti più che altro con Carmelo molto frequentemente, e ha fatto in modo appunto che noi potessimo essere qui stasera. Abbiamo anche il consigliere comunale da questa parte, che è Francesco Affatato, per cui ci sono 2 rappresentanti del comune di Ciro Marina, per cui grazie veramente per averci permesso di essere qui stasera. Allora, prima di fare altro e molto molto altro, ringraziamo anche la nostra televisione ufficiale, che Ten Teleuropa Network, che ci segue di volta in volta e ripropone di serata in serata sulla loro programmazione appunto tutte le manifestazioni che noi realizziamo nella nostra bella regione. Salutiamo anche la nostra radio ufficiale, che è Ionica Radio, tutti gli amici che sono diversamente collegati in questo momento. E andiamo a salutare adesso coloro che avranno nelle loro penne, ma soprattutto nei loro voti, colei che conquisterà questa fascia. Quindi Che presentiamo i poi giurati. sarà la nostra terza prefinalista È vero. nazionale 2023. Esatto, iniziamo a presentare dalla tua parte. Inizio Vai. io e vado a salutare Maurizio Apa, architetto. Buonasera, benvenuto. Salvatore Garbato, ormai un nostro carissimo amico, truccatore delle dive, ma anche reduce dall'esperienza televisiva su Rai 2 dei Soliti Ignoti. Tra l'altro stasera, come tutte le serie in cui lui è presente in giuria, seguirà la diretta Facebook e ci darà qualche commento. Qualche commento. Oh. Vedi se c'è anche qualcuno che chiede Eccoci. di De Jacopo, perché Ecco. lui ovviamente Lo è sapevo in io. cerca di moglie. Io faccio un annuncio ogni sera, quindi a parte votare la vostra Miss preferita, se c'è qualcuno che vuole Io non so perché di questa che cosa. vuole prendere marito, insomma Andrea è disponibile. Sì, sembra tutt'altro che Miss Italia, sembra Miss. Io lo faccio per aiutarti. Ecco, capito. Mi sposo, se dovremmo chiamarla, invece che Miss Italia. Continuiamo col presentare Francesco Di Donnici, dentista. Buonasera, anche lei benvenuto. Poi abbiamo Mario Patanisi, che è il direttore ANCE di Crotone, ma anche rappresentante di Città del Vino. Stasera che consegneremo meraviglia. una fascia speciale che noi ogni anno, quando veniamo qui a Ciro Marina, consegniamo, che è proprio Miss Città del Vino, quindi Bene. un titolo speciale che sarà proprio Mario Patanisi a consegnare. Benissimo. E poi Francesco Affatato, l'ho nominato poco prima, consigliere stasera in veste di segretario di giuria. E allora andiamo da questa parte, salutiamo appunto la signora Virginia Marasco, assessore al comune di Ciro, magari un saluto microfonico, ecco. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti i turisti qua a Ciro Marina, benvenuti a voi, benvenuta Linda, una cara amica, lei e Carmelo. Insomma, siamo veramente felici di ospitare dopo tanto tempo di nuovo Miss Italia Calabria, quindi benvenuti a Ciro Marina. Siamo contentissimi di essere qui, grazie assessore. Poi abbiamo Devo Iritano, architetto, buonasera, benvenuto, magari ci faremo due chiacchiere anche per... Io sono molto curioso anche della sua professione, le chiederò qualcosa nello specifico, perché no? Poi abbiamo Permiluna Cataldo Strumbo, buonasera, ben trovato, che poi vestirà anche con il gioiello la concorrente che avrà questa sera la vittoria. Poi Mariano Ranieri per Framesi, la nostra... i nostri grandissimi e bravissimi parrucchieri che ci seguono ovunque e che anche questa sera hanno fatto un egregio lavoro. Poi abbiamo la nostra... Fra poco dovrei cedere il titolo, lo sai, vero?
Prendi il microfono. È una miss in scadenza. È una anche miss in lei. scadenza. Buonasera. Fra un paio d'ore Miss Magna Grecia 2022 verrà sostituita, però verrà si avvicenderà, ecco, con Miss Magna Grecia 2023. Maria Grazia Costanzo, buonasera. A tutti, Buonasera a te. E poi abbiamo Francesco Altamura, che è il nostro imprenditore, e poi con lui faremo anche due chiacchiere su uomini e donne, lo sapevi? Sì, devi prendere appunti tu, visto che poi sarei sicuramente un concorrente. Io non so dico che devo tronista, fare prima. però perché vuoi fare due chiacchiere con Francesco Altamura, quindi credevo relativa a quello, visto che è una conversazione iniziata già qualche selezione fa, ma poi avremo modo di parlarne. Avremo modo, così come avremo modo anche di ammirare il percorso di Miss Italia, che dura da 84 anni quest'estate. Noi abbiamo, anzi i nostri amici tecnici soprattutto del video hanno realizzato e confezionato appunto questo percorso video che racconta la storia di Miss Italia, che dura appunto da 84 anni, e ne abbiamo visto una prima tranche all'inizio. Possiamo vederne un altro spezzone adesso. Nel 1946 nasce Miss Italia. Ragazze, avete sentito? Ci sarà di nuovo il concorso di bellezza. Che bello! Ragazze, finalmente un po' di leggerezza. Ma possiamo partecipare tutti? No, quelle sposate no. Ecco, lo sapevo, io sono tagliata fuori allora. Io sì, invece. Ma c'è un'altra novità. Non si chiamerà più 5.000 lire per un sorriso. Come? Miss Italia. Miss Italia? 1946 inizia tutto da lì, per poi arrivare ai giorni nostri. Vedremo un po' come si andrà ad evolvere il concorso. Sì, perché non tutti sanno che il concorso nel 1939 si chiamava 5.000 lire per un sorriso ed era un concorso per un dentifricio, quindi nacque Pensa tutto così. Ci tenevamo appunto noi di Miss Italia Calabria a portare in giro un po' il racconto, perché poi il concorso ha seguito un po' quelli che sono stati i cambiamenti anche proprio dell'Italia in generale, quindi anche come è stata poi valorizzata la donna. Fa parte di un progetto molto importante che è quello della Carly Fashion Academy, quindi le ragazze che avete visto sono ragazze giovanissime che hanno seguito il corso di recitazione, dizione, portamento, danza, canto, quindi una scuola di formazione a 360 gradi. Si sono volute mettere in gioco riproducendo quelli che appunto sono stati degli spezzoni tratti da un testo molto molto elaborato che speriamo di portare in scena, insomma, dopo Miss Italia. Sono stati testi curati da Carola Cesario, che ringrazio e saluto, e mentre la recitazione è curata da Francesca Marchese. Le riprese sono di Francesco Di Dona. Grande quindi Did. c'è la collaborazione un po' di tutto lo staff. C'è da dire che Lia Molinaro cura invece le coreografie del Corpo di Ballo, ma anche i corsi dell'Accademia. Io mi occupo del portamento, però lo dico veramente con tanto entusiasmo perché è un progetto nuovo ma nel quale crediamo veramente tanto. Esattamente. Allora, adesso apprezzeremo tutte e 15 le concorrenti che arriveranno in passerella singolarmente, vedranno anche i nostri giurati, e ricordo, come sempre faccio ogni sera, che in questo frangente il voto non sarà quello definitivo, quindi potrete esprimere un vostro parere con un cenno distintivo sulle vostre schede, che poi andrà confermato o meno quando le ragazze torneranno in costume istituzionale e avranno 30 secondi di tempo per farsi conoscere ancora di più. Quindi le andiamo a salutare, iniziando dalla numero 1. Si chiama Zari Mastruzzo, 23 anni, studia all'università presso la facoltà di scienze turistiche, le piace moltissimo ballare e viaggiare.
Grace Melody Lento è la numero 2, 20 anni, studia psicologia e lavora presso un centro benessere. I suoi hobby sono disegnare e suonare il pianoforte. Mentre raccomando al pubblico di Ciro di sostenere con gli applausi tutte le ragazze perché sono molto emozionate, chiamo la numero 3 che è Francesca Comandè, 18 anni, studia al liceo linguistico e a settembre inizierà il 5º anno, le piace molto ballare e anche fare la modella e scrivere poesie. Numero 4, Daniela Tedesco, 20 anni, studia filosofia e storia e scrive per un giornale. Il suo hobby è il ballo tango argentino. Numero 5 per Anna Maria Andronache, 20 anni, primo anno di economia aziendale per lei, il suo hobby primario è ballare. Francesca Malagrino è la numero 6, 20 anni, studia farmacia e lavora come modella. I suoi hobby sono sfilare e andare in palestra. La prossima concorrente ha 21 anni, si chiama Elisa Suppa e ha il numero 7, studia presso l'Università La Sapienza di Roma, le piace molto la fotografia e anche viaggiare. Martina Nisi è il numero 8 e ha 19 anni, studia economia aziendale e ha il primo anno presso l'Università della Calabria. Il suo hobby è la palestra. Numero 9 per Elisa Novello, 18 anni, si è appena diplomata al liceo scientifico, ama fare attività sportiva di qualsiasi tipo.
Sonia Sottile, 21 anni, è una studentessa di lettere moderne e lavora come modella. Il suo hobby è la danza. Numero 11, Jennifer Stella, 22 anni, lavora nell'ambito sportivo giornalistico, le piace molto cantare. Centofanti, numero 12, 19 anni, è un'istruttrice di basket. I suoi hobby sono lo sport, ballare e leggere. La numero 13, Anna Chiappetta, 23 anni, laureata in ingegneria civile, fa parte anche del corpo di ballo di un'associazione culturale. Per lei la danza e viaggiare tra gli hobby. Berlingeri, numero 14, 19 anni, diplomata al chimico sanitario, è anche diplomata in danza, è una co-conduttrice presso STV e fa parte di una compagnia teatrale. Numero 15 per Greta Rago, 21 anni, studentessa al terzo anno di giurisprudenza, lo sport, la lettura, la scrittura e viaggiare, le sue passioni. Ed eccola qui anche la nostra numero 15 che rientra dietro le quinte, completando il quadro delle nostre partecipanti che adesso, cara Suriano, torneranno tutte insieme. Perché? 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 Perché c'è? Il serpentone! Il serpentone! Eccole qui, accolte dall'applauso del pubblico di Cirò.
Suriano di rosso vestita questa sera. No, ma a proposito di vestiti, ci sì. sono degli aneddoti che sono anche molto simpatici alcuni, ma alcuni anche tanto belli perché sono veramente d'esempio. Ovvero? Di quello che avviene dietro le quinte tra le ragazze. Quando si parla di una sana competizione, io direi che è proprio il caso di dirlo, perché pomeriggio ho assistito alle ragazze che si scambiavano i vestiti, o addirittura chi ha portato qualche vestito in più da dare alla compagna, perché magari dopo tante selezioni si erano poste il problema di non avere altri vestiti. Quindi il fatto di poterseli scambiare tra di loro e di vedere tutta questa collaborazione o anche darsi dei suggerimenti, dei consigli è una cosa bellissima, perché c'è un po' il falso mito di dire vabbè, nei concorsi ci si ammazza. Invece vi posso garantire, non è ovviamente per tutti, ma nella maggior parte dei casi, e uno di questi è proprio quello che è avvenuto pomeriggio, nascono veramente anche delle belle amicizie. Le ragazze che si organizzano per venire insieme, si ospitano a casa a vicenda, quindi fategli veramente un applauso, perché sono giovanissime ma sono veramente d'esempio, anche perché veniamo da una lunga stagione, ancora non è ovviamente terminata, quindi nonostante la stanchezza hanno sempre il sorriso pronto anche per la compagna che ha un momento di cedimento. Quindi penso che al di là di una fascia questo sia veramente l'insegnamento più bello che loro possono darci. Anche io e te ci sosteniamo, insomma, dipende dai momenti. Io ti sostengo, perché sto facendo in modo che anche tu possa trovare una tua compagna, visto che ormai diciamo che io non so più cosa dire. Allora, due sono le alternative: Sì. o trovi una compagna o tra poco troverai una badante. Quindi io ti direi ovviamente di darti una mossa, perché sennò poi una volta passato il limite, insomma, abbiamo dei problemi. Io posso chiedere asilo politico qui a Ciro? Non lo Ti so. ospitano, possiamo chiedere all'assessore. Allora, siccome l'assessore tengo pulito, non mangio molto, sono allora io tranquillo. chiederei all'assessore, a Virginia sì. Marasco, se possiamo trovargli un posto anche qui a Ciro con e anche una mi compagna. dispiacerebbe vabbè, la compagna sì. Ecco, sì. Insomma, io prima dicevo che le bellezze di Miss Italia sono capitate nel posto giusto, perché Ciro Marina è piena di bellezze, non solo diciamo, come dire, di donne, ma anche insomma a livello paesaggistico, culturale e tutto il resto. Quindi puoi restare, facciamo una tendina va bene, una tenda, io anche mi accampo. Mi dispiacerebbe. E sono sicura che il consigliere affatato potrebbe darle ospitalità. Consigliere. Chiediamo al consigliere. Parliamone di questa cosa. Allora, c'è una donna da trovare al nostro amico perché sei solo. Ma non è vera questa cosa, però non è vero, io ho un gatto meraviglioso. Hai tante amiche, però dico ci vorrebbe qualcuno che ti accompagnasse seriamente, anche per tua mamma, insomma, che magari vorrebbe vederti sistemato, che noi salutiamo. Abbi pazienza, ma è così, è così. Allora, ora torniamo un attimo seri e parliamo delle... Ma questa è una cosa seria. Stava dicendo una cosa il consigliere, cosa vediamo cosa perché dato che è intervenuto l'assessore, il microfono un po' più vicino. meglio dell'assessore, voglio dire. Quindi attenzione, abbiamo già fatto, guarda. Usciamo tutte e tre insieme, allora dopo va bene? Sei a posto? Ti abbiamo sistemato. Allora stasera puoi rimanere qui. Io non so se voi avete freddo? No. Io ho un caldo qua sopra che adesso che è una cosa incredibile. No, vabbè, dai. Senti, a parte tutto, adesso dobbiamo ringraziare. imbarazzare. No, ma io lo sai che sono timidissimo poi alla fine. Sì, ma allora, in fondo. No, anche un po' più su. Allora, abbiamo da salutare i nostri sponsor nazionali, i nostri partner nazionali con Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta perché idrata la pelle da dentro mentre depura l'organismo, super leggera e aiuta a rigenerare le cellule della pelle. Rocchetta da sempre l'acqua di Miss Italia della bellezza. Vuoi continuare? Vai. Vado. No, chiedo ogni tanto. Miluna Gioielli. I gioielli Miluna sono tesori di famiglia da tramandare anche perché sono gioielli di valore con design classico e senza tempo. Miluna va a coronare sentimenti, affetto e sogni di bellezza come quello appunto di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata appositamente da Miluna. Givova, le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza. Framesi è la multinazionale italiana che da più di 75 anni si dedica alla ricerca e allo sviluppo di prodotti professionali per la bellezza e il benessere dei capelli, ma anche a collezioni di moda che portano la bellezza made in Italy in giro per il mondo. Questa sera chi abbiamo come ospiti? Ringraziamo Imagine Air di Beko Esmeralda che si trova a Corso Vittorio Emanuele a Crotone. E li ringraziamo veramente con un bel applauso, facciamolo perché
hanno fatto anche un grandissimo lavoro dietro le quinte come sempre. Poi salutiamo e ringraziamo anche Dr. Klein dalla ricerca scientifica e dell'esperienza del chirurgo plastico israeliano Dr. Dov Klein. Nasceva 15 anni fa la linea di prodotti innovativi e all'avanguardia per la bellezza e la cura della pelle. Si tratta di trattamenti intensivi che vanno a dare una risposta della scienza per una pelle sana, bella e luminosa. Perfetto. Detto questo, io, visto che avevamo dato la parola al consigliere Francesco Affatato, volevo, al di là dell'uscita che organizzerete in tre, che farete magari dopo, volevo chiedergli una sua impressione sulle ragazze che sono state appena in passerella. Ecco. Allora, senza entrare nello specifico. No, figuriamoci, non sono così sprovveduto, diciamo. Devo farvi i complimenti innanzitutto perché è una selezione di ragazze stupende. Come diceva la mia collega Virginia, siamo capitati nel posto giusto. Ciro Marina è piena di bellezze. Noi veniamo già da un contesto in cui Roberta Morise, ma non solo, ci ricordiamo Claudia Trieste, Miss Italia di Ciro Marina. Quindi io complimenti soprattutto a Carmelo, perché abbiamo avviato questo discorso un po' di tempo fa, ci abbiamo creduto fin da subito. Questa sera nella dimostrazione che insomma anche dal pubblico la serata è bella, Ciro Marina è bella, le ragazze sono stupende, quindi insomma speriamo di vedere alla fine non mi voglio sbilanciare perché insomma voglio capire più avanti, ecco. Bene, grazie. Passiamo a Salvatore Garbato che segue la diretta. Buonasera a tutti, buonasera. C'è qualche pretendente per De Jacopo? Allora, io devo dire che stasera ho visto una luce negli occhi di tutte le partecipanti, soprattutto anche quelli di Andrea. E poi questo pubblico così numeroso. Vero. Fatevelo sentire un applauso, ma bello, nutrito, corposo. E poi complimenti all'assessore Marasco per la sua bellezza disarmante. Vero? No, allora, cioè, posso dirlo? Prego. Io e Salvatore ci conosciamo forse da 30 anni. Vabbè. No, di meno. No, scusa, non volevo svelare le nostre venerande età. Vabbè, eravate appena nati. Eravamo Diciamo. appena nati. Quindi insomma ci ha fatto piacere rincontrarci in questa occasione. Lui è sempre squisito, è veramente un galantuomo. Grazie. Comunque le preferenze sono sempre le donne che votano di più. C'è una preferenza sulla numero 4 e la numero 1. Bene, quindi su Andrea De Jacopo nessuna preferenza. No, per il momento no. Vabbè, meglio. Allora, cara Maria Grazia Costanzo, io la vedo ogni tanto sorride, ogni tanto fa dei sospironi, ma sei triste? È un pochetto. Un pochetto? Senti, guarda, ti faccio ritornare subito il sorriso, vieni qua. Guarda come torna il sorriso. Scusa Francesco, puoi mandare una base per favore? Vai a prendere il centro. Prego. Guarda come torna il sorriso. Allora, io citerei che Maria Grazia Costanzo, che ha portato egregiamente questa fascia alle vetrine nazionali, raccontasse un po' quella che è stata la sua esperienza, perché possa essere anche da monito per le ragazze che partecipano quest'anno, perché tu hai preso la fascia proprio alla finalissima. Raccontaci anche un po' il tuo percorso, perché io mi ricordo quella telefonata in cui tu volevi ritirarti. Buonasera a tutti. Sì, l'ha anticipato Linda. Io sono molto affezionata alla mia fascia di Miss Magna Grecia, perché l'anno scorso, Linda lo sa benissimo, mi dilettavo a raccontare le bellezze dei territori dove ci spostavamo, quindi la culla della Magna Grecia per me è stato fonte di grande ispirazione. E come vi anticipava Linda, io ho vinto la fascia proprio la sera della finalissima di Miss Calabria, perché la Miss Calabria attuale, Angelica De Seta, vinse Miss Calabria, e quindi io ero la prima ragazza classificata non fasciata e ho vinto il titolo di Miss Magna Grecia. Quindi il mio consiglio è alle ragazze di dire veramente non mollate, perché ci sono i momenti di sconforto. Non è facile fare 20 tappe in 20 giorni. Quindi... Noi quest'anno siamo a quota quasi 40, si può dire. Quasi quindi so che è quasi il doppio. Un pochettino di più, però non è facile, non è semplice essere su questa passerella, perché ti metti in gioco con te stessa,
trovi persone che non conosci che sono qui per giudicarti in questo preciso istante. Non giudicano la tua vita, però tu sai che in questo momento vali un voto per la tua giuria. Quindi capisco bene le ragazze perché non è semplice, però vi posso assicurare che con grinta, determinazione, con la voglia di arrivare si arriva. Quindi io è questo che auguro alle ragazze e dico di non mollare, perché io da questa passerella ho avuto quello che desideravo. E noi ti auguriamo sempre di più. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a tutti. Allora, adesso c'è un momento molto particolare, un momento che noi sottolineiamo di volta in volta, di serata in serata. Lo facciamo nei piccoli comuni, li facciamo nei comuni un po' meno piccoli, lo facciamo anche nei grandi comuni, soprattutto quando c'è molto da utilizzare le autovetture. Le autovetture che sono il nostro strumento di trasporto primario, oltre ad altri, ma che da un po' di tempo, anzi da parecchio tempo a questa parte, registrano molti incidenti per causa di distrazione, molto spesso e volentieri anche per l'utilizzo dei telefonini. E c'è un video che Miss Italia ha realizzato proprio con la nostra Lavinia Labate, che vogliamo mostrarvi prima di raccontarvi ancora delle cose. La vita è fatta di scelte e strade da percorrere. Alcune ampie, luminose, altre strette e insidiose. Ma non esistono solo strade pericolose. Pericoloso è anche chi guida senza rispettare le regole. Io non guido, ma tu lasciati guidare dal buonsenso. Fermare le stragi sulle nostre strade è una battaglia di civiltà. Fai la tua parte, prendi il cellulare e registra un video mentre dici lasciati guidare dal buonsenso. Postatelo sui vostri profili social taggando Miss Italia e il MIT. È un piccolo gesto che però può fare la differenza. E se alla fine avremo salvato anche solo una vita e questa sera una figlia potrà riabbracciare la sua famiglia tornando a casa in auto, allora ne sarà valsa la pena. Grazie a tutti. E grazie anche a Miss Italia. Bene, procediamo nel nostro cortometraggio che racconta la storia di Miss Italia, insomma, che arriva da molto lontano, arriveremo fino ai giorni nostri. Un altro sketch pronto un altro per passettino. Un altro passettino in avanti. Vai. Di maggio come un formaggio d'Olanda, monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio che... Nei primi anni del concorso le concorrenti sfilavano in costume da bagno e abito da sera. Si evidenziava così ogni silhouette. È il 1950, lo spettacolo va in onda alla radio. Ma è anche l'anno di Sofia Scicolone, meglio conosciuta come Sofia Loren. Sarà eletta Miss Eleganza. Protagonista del 1950, un'altra Miss, Gina Lollobrigida, protagonista del film Miss Italia. Ragazze, anche se abbiamo fatto la fila di un'ora, chi se ne importa per vedere lei? Che bella, che sogno, vorrei tanto essere come lei. Che bella! Ragazzi, anche Miss Italia apre le porte al cinema. Addirittura al cinema! Eh già, la passerella di Miss Italia è un trampolino di lancio anche per il grande schermo. Volete dire che posso diventare un'attrice famosa? Ma certo! Questo sì, che è un sogno! Che sogno!
meraviglioso corpo di ballo di Miss Italia Calabria, coordinato da Lì Molinaro. Ancora un grande applauso su queste note, io ritengo sempre meravigliose. Grazie ragazze. Queste note che ritengo sempre meravigliose per chi ama la musica. Queste sono note che ricordano una grandissima band, un grande chitarrista soprattutto. Allora ringraziamo anche i nostri partner regionali come Egea Global Service, la società multiservizi che opera a livello nazionale e internazionale per offrire ad aziende e privati una gamma di servizi integrati come ristorazione, sanificazione e pulizie, agenzia viaggio, noleggio auto e pullman. Poi Carlo Magno SRL che serve con passione le aree di Corigliano Calabro, Policoro, Rende e Trebisacce. Carlo Magno offre una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Lancia. E poi abbiamo Caffo, il vecchio amaro del Capo, prodotto simbolo della distilleria Caffo, composto da 29 erbe di Calabria che racchiudono tanti principi benefici, frutto di un'antica ricetta calabrese poi rielaborata e migliorata dalle 4 generazioni della famiglia Caffo. Ringraziamo anche loro. E adesso mentre i nostri giurati si prepareranno, perché fra poco torneremo da loro anche per quelle che saranno le impressioni che avranno colto dalle ragazze, poi torneranno fra pochissimi istanti anche tutte le 15 partecipanti. Lo ricordo, ogni qualvolta ne ho possibilità avranno 30 secondi di tempo per esprimere quello che è il loro pensiero, una loro passione, un loro modo di pensare per alcuni argomenti che sono e fanno anche così carpire sempre di più quella che è la loro diversità, anche non solo nell'aspetto ma anche nei pensieri. Continuiamo però con il nostro percorso di Miss Italia. Nel 1959 Miss Italia cambia direzione, Dino Villani esce di scena e da quell'anno inizia la lunga permanenza di Enzo Mirigliani. Il 2 settembre 1979 Miss Italia veniva trasmesso in televisione. Cinzia Fiordeponti vince il titolo di Miss Italia 1979 alla Bussola di Viareggio. Ragazze, venite! Cosa urli? Siamo in un supermercato. Scusate, stasera tutto a casa mia. Che si festeggia? Non mi dire che è il tuo compleanno e l'ho dimenticato. Ma no. Ecco, tu sempre con la testa tra le nuvole. Stasera Miss Italia in televisione. Davvero? Sì! Ragazze, vi aspetto, non mancate e soprattutto puntuali. Non vorrete interromperci lo spettacolo. Dov'è la woman in red? Suriano, dove sei? Arrivo, sono qua. Eccomi. No, perché io ogni qualvolta sento anche Viareggio mi ricorda molto mia mamma, perché è originaria della Toscana, quindi mi associo anche questo ricordo a questa appartenenza. E poi soprattutto perché, non so, tu hai già fatto la spesa? Ultimamente sto poco a casa, però devi iniziare a fare la spesa perché fra un po', io sono sicuro, incrociando tutto quello che c'è da incrociare, e ci sarà una notizia, speriamo, molto attesa. Tu dici per stare a casa e guardare? Certo, capito? Okay. Per guardare Miss Italia come si faceva qualche anno fa, insomma, tutti radunati per fare il tifo per le nostre Miss Italia. Ma se tu guardi Miss Italia non puoi mangiare, quindi non è necessario fare la spesa. Dico, se devi stare attento, una patatina, un popcorn, qualcosa. No? Quindi cose salutari, quello che mangiano le ragazze. Bene. Direi che però è arrivato il momento di farle tornare sulla nostra passerella. I giurati, vi raccomando, massima attenzione, perché ora, oltre a vederle sfilare, avrete modo anche di conoscerle un po' meglio, perché ognuna di loro avrà a disposizione 30 secondi. Le vedremo in 2 gruppi, vero Linda? Sì, saranno divise in 2 gruppi, il primo gruppo da 8 ragazze e il secondo gruppo da 7. E iniziamo con le prime 8. La numero 1 ritorna in passerella, sempre 23 anni per lei e sempre Zari Mastruzzo. Lei vorrebbe realizzarsi nel mondo della moda e il suo motto è: sì, il cambiamento che vuoi vedere del mondo. Sogna nel cassetto essere ricordata come una delle migliori modelle da passerella italiana di tutti i tempi. Motto della vita: i piccoli passi portano ai grandi risultati.
Numero 3 per Francesca Comandè, 18 anni, vorrebbe diventare una psicologa e il suo motto è: finché porterai un sogno nel cuore non perderai mai il senso della vita. Numero 4 Daniela Tedesco, sogna nel cassetto diventare professoressa e attrice. Motto della vita: non ci sono errori ma opportunità per conoscere le cose. La numero 5 è Anna Maria Andronacche, primo anno di economia aziendale, l'abbiamo già ricordato, vorrebbe realizzarsi in ambito lavorativo, il suo motto è vivi e lascia vivere. Francesca Malagrino, numero 6, sogna nel cassetto realizzarmi personalmente e professionalmente. Motto della vita: il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Numero 7 Elisa Suppa, lei vorrebbe diventare una ricercatrice e il suo motto è: fai oggi ciò che non potresti sognare di fare domani. Martina Nisi, sogna nel cassetto diventare una brava commercialista. Motto della vita: essere sempre se stessi in un mondo che cerca costantemente di deviarti. Eccolo qui il nostro primo gruppo di 8 ragazze, cara Linda. Allora mi metto da questa parte, insomma, anche per avere un riferimento diretto con loro. Iniziamo dalla numero 1, Zari Mastruzzo. Eccoci qua, Zari. Buonasera a tutti. Allora, 30 secondi per te, se non mi sbaglio hai un tuo pensiero da esprimere. Sì, io volevo parlare dell'inclusione. Se ne parla tanto, ma il problema è che i fatti non ce ne sono. Scusate? So cosa significa, perché non sono mai stata accettata né dalla scuola né da altre persone per il fatto della mia carnagione o per altre mie caratteristiche che possono sia piacere che non piacere. Però voglio ricordare che nel mondo siamo tutti uguali, non è la carnagione o qualcos'altro a fare una persona diversa. Grazie. Grazie a te. Grace Melody Lento invece canta. Dedico questa canzone a mio fratello.
Ora ti racconto una storia che farai fatica a credere, perché parla di una principessa e di un cavaliere. Vorrei essere la prima stella che quando vedi brillare, così i tuoi occhi sanno che ti guardo e che sono sempre con te. Grazie. Numero 3 per Francesca Comandè. Stasera si è trovata anche questa rima con il 3, con la Comandè. Vabbè, allora, legge una poesia scritta proprio da te e inserita nel libro anche in onore di Alda Merini. Prego. Buonasera a tutti. Come può un uomo distruggere se stesso e l'anima di visi accarezzati dall'onda lieve e soave del mare? Come può un uomo distruggere l'anima di visi che accarezzano il dolce profumo dell'amore? Attraverso occhi disperati incrociano lo sguardo con il viso forte del sole, che emana dolore all'imbrunire del giorno. Grazie. Daniela Tedesco, ci esprimo un pensiero personale. Buonasera a tutti. Più che pensiero personale vorrei fare un ringraziamento speciale alla mia famiglia che mi sta sostenendo in questo percorso, e finalmente dopo 2 mesi che non li vedevo sono qui con me, e quindi un grazie speciale va a loro. E colgo l'occasione anche per questo, per salutare e ringraziare tutte le famiglie che di volta in volta, sera per sera, chilometro dopo chilometro ci seguono e soprattutto sostengono anche le loro ragazze. Diciamo Grazie che i genitori in teoria in questo periodo dovrebbero essere in ferie, però se li guardi in faccia sono più stanchi di Sì, quando lavoravano. Vi meritate una vacanza alla fine di Miss Italia. È vero. Continuiamo col numero... No, ci sei tu, numero 5. Sì, con la numero 5 Anna Maria Andronac, che invece balla un stile moderno per lei, vero? Sai Soriano che con questo vestito rosso ti vedrei molto alla Kelly LeBrock, anche se lei era... Però hai mai visto il film La signora in rosso? C'è un attimo in cui c'è un balletto... Ma il ballerino sei tu, non sono io. No, ho capito, Se ma... guardi presto il vestito rosso e balli sì, tu, vabbè, sei a posto. Certo, poi faccio Babbo Natale io, vai. Gaia Francesca Malagrino, numero 6, parla di sé. Buonasera a tutti. Stasera voglio spiegare quello che per me è il mio motto, ovvero il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni, proprio perché penso che questi sogni spesso ci spingono e ci sfidano a superare quelli che sono i nostri limiti e ci fanno uscire dalla nostra comfort zone, ma questo non ci deve appunto far disperdere da quello che è il nostro obiettivo, bensì ci deve spingere ad essere più tenaci e determinati per vivere la vita che sogniamo, appunto. Grazie. Grazie a te. Numero 7, Elisa Suppa, un pensiero personale per lei. Buonasera a tutti, io questa sera vorrei parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello della salute mentale. Oggigiorno se ne parla sempre di più e questa è una cosa molto importante, un traguardo molto importante. Volevo rivolgermi soprattutto ai giovani e volevo spronarli a chiedere aiuto, a parlare sempre quando se ne ha bisogno, perché chiedere aiuto non vuol dire essere deboli, ma vuol dire essere forti e avere coraggio. Grazie mille. Grazie a te. Martina Nisi, numero 8, ci esprime anche lei un pensiero. Buonasera a tutti, io volevo ricollegarmi a quello che è il mio motto, ovvero essere sempre se stessi, anche quando si è consapevoli di essere persone esigenti e complicate, ma sono queste prerogative che ci rendono unici, mai piegarsi per nessuno, perché ad abituarci a quella che è la normalità, alla banalità, siamo capaci tutti. Grazie. Grazie. Grazie a voi ragazze, volete accomodarvi dietro le quinte così noi andiamo a chiamare il secondo gruppo. Secondo gruppo, ritorno nella nostra postazione standard. Riprendiamo con la numero 9 che è Elisa Novello, 18 anni, creare una sua linea di cosmetica è il suo sogno, mentre il suo motto è costruisci la tua strada, segui la tua direzione.
10 Antonia Sottile, sogna nel cassetto diventare una professoressa di lettere. Motto della vita: perseveranza vincit. Numero 11 Jennifer Stella, 22 anni, entrare nel mondo dello spettacolo, il suo sogno primario, il suo motto è Never Give Up. Centofanti, numero 12, sogna nel cassetto diventare una modella. Motto della vita: vivere e sorridere per le piccole cose che la vita ti offre. Numero 13 Anna Chiappetta, 23enne, vorrebbe realizzarsi in ambito lavorativo e personale, cercando di avere tutto ciò che la vita ha di bello da offrire. Il suo motto è: tu sei il tuo unico limite. Berlingeri, numero 14, sogna nel cassetto far parte del mondo del giornalismo e del cinema. Motto della vita: l'importante non è essere, ma sentirsi all'altezza. La nostra ultima concorrente, la numero 15, Greta Arrago, 21 anni, vorrebbe finire gli studi e realizzarsi in ambito lavorativo. Il suo motto è Trust the Process. Ecco un altro gruppo delle ragazze che si andranno a presentare adesso singolarmente, iniziando dalla numero 9 Elisa Novello, che è munita del microfono che arriva. Grazie Maria Elenia. Esprimi un tuo pensiero, 30 secondi per te. Buonasera a tutti, questa sera mi piacerebbe parlare a proposito del mio motto, ovvero costruisci la tua strada e segui la tua direzione. Penso che al giorno d'oggi noi ragazzi abbiamo veramente troppa paura del futuro e di costruire qualsiasi progetto, perché purtroppo non crediamo nelle nostre potenzialità. Penso che però alla base di qualsiasi progetto debba esserci la costanza, la pazienza di costruire passo dopo passo il proprio progetto e soprattutto il coraggio di mettersi in gioco, di rischiare e di superare qualsiasi limite. Grazie. A te. Antonia Sottile, numero 10, anche lei ci parla. Buonasera a tutti, come ha detto poco fa Linda, il mio motto è perseveranza vincit, che significa appunto la perseveranza vince. Penso che questo motto sottolinea proprio l'importanza di perseverare sempre e non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, perché nonostante la vita ci mette di fronte a molti momenti bui, non si molla mai, ma bisogna perseverare sempre perché alla fine ci porterà sempre alla vittoria. Grazie.
Numero 11, Jennifer Stella, lei canta. Buonasera a tutti, allora faccio un piccolo preambolo dicendo che questo non è il genere di canzoni che canto, però oggi mi voglio mettere un po' alla prova e divertirmi col pubblico, quindi chiedo anche l'aiuto del pubblico a tenere il tempo. Insieme. Na 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 na. Tirulallero lallero lalla, sta Calabrisella morire mi fa. Tirulallero lallero lalla, sta Calabrisella morire mi fa. Grazie. Grazie a te. Numero 12, Sara Centofanti, balla la salsa. Olà. Ma non quella dei pomodori. Avevo è il capito, ballo. quella la facciamo io e te. Grazie. Anna Chiappetta alla numero 13, anche per lei un ballo moderno. Continuiamo col numero 14, Cristel Berlingeri, un monologo per lei. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si sudava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e mentre sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati e gettati in aria come uno straccio e fatta a pezzi quell'esplosivo che se non serve per cose buone può diventare cattivo, che dopo quasi non resta niente. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci, sorrisi. Bellissima canzone di Giorgio Faletti che ricordiamo. Greta Arago numero 15. Buonasera a tutti. Parli di te, se non erro, vero? Sì, volevo proporre un gioco al pubblico e giudici se hanno piacere. Volevo chiedervi di chiudere gli occhi e immaginarvi da bambini e magari in questa splendida località di mare con l'aria salmastra, la spiaggia, la sabbia e appunto ricordarvi che a volte serve ritornare bambini per far avverare i propri sogni. Quindi ora, qui e ora. Grazie. Grazie a te. Com'eri da piccola, Suriano? Io? Brava. Sì, sei... Bravissima. Tranquilla. Buona. Non ci credo questa cosa, no? Va bene, no, è un mio parere, è un mio parere. Sbagli. Sbaglio. Grazie ragazze, potete accomodarvi. Con i bambini più piccoli eri sempre tranquilla, buona, gentile, affabile. Io sì, sempre anche tanto altruista. Bene. Sempre per il bene del prossimo. No, hai ragione. Come in questo caso. Sì, va bene, perfetto. Allora, intanto chiediamo al segretario di giuria e al presidente di raccogliere le schede. Nel frattempo noi chiamiamo le nostre 15 Miss che si contendono stasera il titolo di Miss Magna Grecia Calabria per il nostro Serpentone. Eccole qua ancora una volta colte dall'applauso di Ciro che sostiene e sosterrà tutte e 15. Tra non molto sapremo chi avranno votato i nostri giurati. Grande in bocca al lupo a tutte. Mentre i nostri giudici terminano con le votazioni, perché qualcuno si era
un attimo distratto, volevo andare da Mario Patanisi, quindi passiamo il microfono a Mario Patanisi, che poi è un nostro caro amico, oltre ad essere ovviamente, come abbiamo detto prima, anche un rappresentante di Città del Vino. Stasera consegnerei una fascia. Tra l'altro c'è da dire che le fasce che hai consegnato in precedenza hanno portato fortuna alle Miss. Sì, grazie intanto per la serata. Linda, sei fantastico come Carmelo, Grazie. siete bravissime persone che riuscite a fare uno spettacolo veramente eccezionale, sempre. Grazie. Spero anche stasera di portare fortuna alla Miss che sceglieremo come Miss Città del Vino, o che sceglierò forse come Miss Città del Vino, anche se devo dire l'imbarazzo è enorme, sono tutte bellissime e meritano tutte una fascia di Miss Città del Vino. Purtroppo ne dobbiamo scegliere una, ne devo scegliere una, è un compito difficilissimo. E per quanto riguarda invece la Miss che dovrà prendere la fascia di Miss Magna Grecia, quindi essere un'altra delle nostre prefinaliste nazionali, c'è qualcuna che hai notato da subito o Sì. sei indeciso anche su quel fronte? No, deciso. C'è la tua preferita, c'è stata la tua preferita da subito? Sì. Bene, vedremo cosa succederà e come andrà a finire. Francesco Lidonnici, una domanda anche a lei. Come è andata stasera in veste di giudice? Benissimo, ma veramente difficilissimo, soprattutto dopo averle sentite anche parlare. Siamo stati veramente in difficoltà. Scommetto che ha guardato il sorriso. Certamente. Una deformazione professionale, quindi per il lavoro che svolge ovviamente. Però hanno dei bei sorrisi, possiamo dire. Sì, sono veramente belli. Bene, grazie. Maurizio Apa. Beh, sì, bellissime, tutte belle le ragazze, alcune delle quali ho notato i colori nostri, i colori mediterranei del sud, va? Diciamo che l'occhio critico, diciamo, da parte mia è stato rivolto a loro. Infatti, diciamo, i miei punteggi sono... Bene, poi ci sono delle bellezze soggettive ovviamente, quindi vedremo come andrà a finire. Grazie. E andiamo da quest'altra parte dove abbiamo il nostro architetto De Meritano, che saluto nuovamente. Allora, prima esperienza Buonasera per a lei in tutti. una giuria? Sì, la mia prima esperienza positiva. Positiva. Sì. Allora, anche lei volevo... Molto in difficoltà, Ecco, sinceramente. visto che insomma gli architetti sono molto precisi, devono essere molto precisi. Sì, ecco, di solito. Di solito sicuramente sì, anche per fare le cose proprio in maniera precisa e perfetta. Sul filo. Sul filo. E con la sua precisione ha notato anche dei particolari che l'hanno colpita? Qualcuna mi ha colpito di più, qualcuna di meno, però sono abbastanza in difficoltà, nel senso erano veramente belle tutte. Ecco, questo è un motivo predominante un po' per le giurie, perché più arriviamo in avanti ovviamente più Quindi difficile diventa. Voti altissimi, insomma. Ecco, questa è una cosa importante. Cataldo Strumbo per Miluna, vogliamo ricordare anche il nome della sua gioielleria? La gioielleria Ferrari. Francesco, qua Ciro Marina. Perfetto. Allora, Miluna questa sera poi abbiamo anche il gioiello che andrà a vestire. Sì, esatto. Sono molto contento di premiare la nostra Miss. Come dovrà essere la nostra Miss Magna Grecia, a prescindere da quello che lei ha votato? Come caratteri somatici oppure anche distintivi? Beh, deve carattere? rappresentare la nostra terra, naturalmente, i nostri colori e comunque, come diceva l'architetto Patanesi prima, è molto imbarazzante veramente scegliere in mezzo a tutte queste bellezze, però lo dobbiamo fare con tanta responsabilità perché comunque sarà la Miss che ci andrà a rappresentare nella prefinale. Sono molto contento anche di partecipare a questa scelta. Bene, questo Con è un grande carico di responsabilità che uno si assume ed è anche bello che lo si faccia. Certo. Allora, per Framesi abbiamo il nostro amico Mariano Ranieri, che con Framesi ci ritroviamo ogni sera anche per tutte i meravigliosi parrucchieri che ci seguono e hanno modo anche di curare il parrucco delle nostre ragazze. Questa sera cosa abbiamo notato in maniera particolare? Sono tutte belle ragazze, per me è la terza volta che sono presente in queste manifestazioni e le altre sere sono stati presenti i miei colleghi delle varie zone. Belle presenze, sicuramente qualcuna ha colpito più dell'altra
una degna finale. Quanti 5 hai messo, giusto per dirne qualcuno? 2. Beh, quindi è stato anche abbastanza incisivo. Francesco Altamura, il nostro amico imprenditore. Allora, tu sai collega di Uomini e Donne. Ma non è il mio collega, cioè lui sì, perché tu tra poco poi andrai, lui ti può dare dei suggerimenti. Cosa Maria vado a De fare Filippi io? penso che rinuncerà alla conduzione. Vado a pulire lo studio io. No, c'è Gemma. Non fare il modesto. C'è Gemma, ti metto No, ti ringrazio. C'è Gemma, bravo. Chi è Gemma? Gemma, poi te la faccio vedere dopo chi è Gemma. Ho capito. Vedi che Maria Grazia applaude, però Conosci Gemma? la conoscono tutti Gemma. Io no. Allora ti posso dire che hai avuto più fidanzati Gemma? Ecco, e me invece ho capito vuoi Perché magari tu puoi essere quello definitivo. Ha 80 anni lei. Ecco, appunto, però quindi si mantiene bene. Ma vi siete messi d'accordo voi due? No, zero. Sicuro? Vabbè, ti aiuto. No, sì, insomma, mica tanto. Insomma, mi volete. Saluto la signora Gemma, la ringraziamo. Allora, questa esperienza che ti ha portato anche. Poi ci tornerai adesso? Penso di sì. Quindi, ma tu, Settembre. Gloria, mi sembra che tu avessi avuto un corteggio. Come è andata a finire poi? Dicevi? Benissimo, quindi. Benissimo. Sì, benissimo. No, pensavo cantassi la canzone di Tozzi tutte le mattine, invece no. È andata bene. È andata bene? Sì. È andata bene che ognuno è a casa sua, quindi per questo è andata bene. C'è anche questa possibilità. Sì, e lui è tornato qui, lei sta a casa sua, quindi benissimo. Un po' come le tue storie, capito? A distanza. A distanza, sì, figuriamoci. Allora, adesso c'è un altro momento che è quello conclusivo, che racchiude anche i giorni nostri fondamentalmente del nostro percorso video di Miss Italia, e andiamo a vederlo insieme. Era il 1990. Presidente di giuria Maurizio Costanzo. Fu la sua proposta subito accettata di eliminare dal regolamento il requisito delle misure 90-60-90 e fu una svolta. Tante altre novità negli anni successivi entrarono nel regolamento del concorso. Ragazze, mi sentite? C'è aria di novità, cambiamento. Cioè, da quest'anno per partecipare a Miss Italia non servirà più avere le misure 90-60-90. No, vabbè, non ci credo. E così ognuna di noi potrà partecipare. Questa sì che è la notizia. In effetti, pensandoci adesso, insomma, in un mondo dove tutto va molto più veloce, dove tutto è social, le notizie scorrono in maniera molto più rapida, pensare addirittura che ci fossero delle misure per partecipare a un concorso è anche un po' paradossale. Superato anche questo, perché bisogna evolversi, e Miss Italia lo fa. Ringraziamo infine anche i nostri partner, i nostri main sponsor: Autotu, noleggio a breve e lungo termine, Lavanderia Laundry Inn di Fabrizio Provenzano, qualità, cortesia e professionalità nel settore arrende. AS Design di Angelo Scorzo, creatività, professionalità, cura e attenzione ai dettagli, il partner ideale per la tua comunicazione. Belmonte Traslochi a Zumpano. Il vero valore aggiunto dell'azienda risiede nel suo team. Le risorse umane sono ciò che rende l'azienda Belmonte davvero competitiva sul territorio nazionale e internazionale. Un grande saluto a Isabella Sisca per quello che è stata anche la sua disponibilità per le prove del corpo di ballo di Miss Italia Calabria, coordinate dalla nostra Lidia Molinaro, e un grande augurio soprattutto al prestigioso traguardo dei 50 anni di un'attività iniziata nel 1975. E poi ancora Top Call, che offre un'ampia gamma di servizi e prodotti a supporto del business pensati per promuovere l'innovazione e la crescita e per semplificare la gestione aziendale, servizi di consulenza e assistenza alle imprese. Bene, la musica, quella che sentiamo anche in sottofondo, che è anche il leitmotiv della nostra vita. Noi ci rifugiamo molto spesso nel cantare una canzone, nell'ascoltare soprattutto una canzone che magari ci fa star meglio o anche ci risolleva da alcuni momenti particolari. Bene, questa sera abbiamo un giovanissimo cantante che a settembre sarà anche con un suo brano nelle sale cinematografiche, lo presenterà lui sicuramente molto meglio per voi e per il pubblico a casa, anche Giovanni Segreti Bruno. Buonasera a tutti. Un'emozione per me essere qua, la prima volta per me a Ciro, quindi
Sono emozionato per questo. Buonasera. Per il primo brano ho bisogno del vostro aiuto, quindi ve lo dico già da adesso, ho bisogno delle vostre mani e del ritmo, ok? Base. Le mani. Di più, non vi sento però. On the wall, don't say cause no one could. Baby, down to my drawers to be alone my shoes. I've been tripping so myself, could be looking like real good. Baby, that a crystal ball is good. So easy to sorrow. Even shining, everybody gonna shine. I was born like this, and even gotta try. Like a shadow, they get better over time. So you know what you say, I'm not the baddest if you lie. Get my phone, every night you get loose. Gotta blame it on the goose, gotta blame it on the juice, baby. Get my phone, every night you're making news. I'm not putting in a proof, got to blame it on the goose. Yeah, 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 yeah. Blame it on the goose, baby, blame it on the juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 blame it on the juice, baby, blame it on the... No, I'm not as naked all the baby, I'm the older me. Baby, you and these sleep, don't dare for the cup of tea. True say, what a sweet, same trees don't look like this. Oh, nigga, please don't take, I would take your bitch shit. If I shine, everybody gonna shine. I was born like this, and even gotta try. Like a shadow, they get better over time. So you know, what you say, I'm not a better bitch, you lie. In my phone, every night can get loose. Gotta blame it on the goose, gotta blame it on the juice, baby. In my phone, every night can make it news. I'm a proving and a proof, gotta blame it on the juice, yeah, 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 yeah. Blame it on the juice, baby, blame it on the juice, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 blame it on the juice, baby, blame it on the juice, yeah. Somebody come get this man, I think him lost in my DMs, my DMs. You better come get this man, I think I wanna be the modern friends, modern friends. What you want me to say? In my phone, every night can get loose. Got to blame it on the goose, gotta blame it on the juice, baby. In my phone, every night can make it news. I'm a pudding in a proof, gotta blame it on my juice, yeah, 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 yeah. Blame it on my juice, baby, blame it on my juice, yeah, 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 yeah. Blame it on my juice, baby, blame it on my juice. Grazie, grazie di cuore. Il prossimo brano che vi faccio ascoltare è un brano che ho scritto io 2 anni fa e, come accennava prima Andrea, a settembre sarà al cinema nella colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia che si chiama Mamma qui comando io. È incredibile, una canzone che nasce in una cameretta, a un certo punto ti dicono che sarà al cinema e quindi a un certo punto diventa di tutti, è incredibile. Questa sera, siccome siamo alle porte, insomma, della notte di San Lorenzo, mi piacerebbe ricreare un cielo. Quindi prendiamo le torce dei cellulari e ricreiamo un cielo. Me lo fate questo regalo? Dai, su. Ok, il brano si chiama Ti voglio bene e a settembre sarà al cinema per voi, per noi. Grazie. Di più, dai. Che cielo è? Un cielo nuvoloso. Dai, di più. Foto. Ehi, che cosa vuoi? Stasera ho voglia di qualcosa di buono, lo trovo nel frigo o sopra il divano. Poi dimmelo tu, cosa può succedere? Io mi pentirò domani, già lo so, ma la
innamora, a volte ti cerca, a volte ti ignora. E vorrei bere del vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire e restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno in fondo può finire. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Di più, di più. Perdi un po'. Stasera ho voglia di perdonare, restare in silenzio, lasciarti parlare. E vorrei bere quel vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire e restami accanto fino alla fine. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno in fondo può finire. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Tu sei una casa in cui non so abitare, la canzone che non so cantare. Dammi una scusa per ricominciare. Facciamo così, facciamo così. Toccami il cuore prima di dormire e restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Rimani addosso prima che sia tardi. La notte è un bel quadro dipinto di sguardo. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie, grazie di cuore. Io vi saluto col mio nuovo singolo, un brano che è uscito un mese fa, è un pezzo estivo super tunz tunz, no scherzo, più o meno. Quindi anche qui, se mi date una mano con le mani ve ne sarei grato, tanto ormai stiamo cantando insieme, quindi mi raccomando, datemi una mano. Si chiama Mistress, è su tutte le piattaforme digitali, quindi se vi piace andate a scaricarlo. Io sono Giovanni Segreti Bruno, momento spam, ok. Ci siamo, Mistress. Passo da un divano all'altro, in faccia sembro uno zombie, avrei bisogno di un filtro, cocco teletrasporto, mare di stelle vado. Ho bevuto un gilemo, non mi ricordo come mi chiamo. Sogno un bagno nel Gange, il deserto indiano. Cerco l'estate tutto l'anno come Celentano. Gioco 3-7 con uno sciamano, anche se non è vero. L'estate è come un trip nella testa, la festa dei vicini che non finisce mai, mai più, come una mistress che calpesta, che fa senza di te nei locali, la notte a casa mi chiudo, apro un account OnlyFans, ti piace il mio cuore nudo. Ora che gradi ci uccidono, le mani si toccano, sudano, onde che sbattono come autoscontro, balliamo fino alla fine del mondo. Sogno un bagno nel Gange, il deserto indiano. Cerco l'estate tutto l'anno come Celentano. L'estate è come un trip che ho nella testa, la festa dei vicini che non finisce mai, mai più, come una mistress che calpesta la mia voglia di noia. Baby siamo due lucertole al sole, facciamo il panico alla playa. Dammi un bacio al gusto guacamole, è come un trip che ho nella testa,
che fa fare di un sacco a pelo la nostra casa. C'è ancora l'alba che sa di notte. Io voglio dirti mille cose sporche. Perdonami se divago sempre. Siamo tutti sullo stesso yacht. A noi una barca non ci basta, no. L'estate è come un trip che ho nella testa. La festa dei vicini che non finisce mai, mai più, come una mistress che calpesta la mia voglia di noia. Baby, siamo due lucertole al sole, facciamo il panico alla playa. Dammi un bacio al gusto guacamole, come un trip che ho nella testa che fa Giovanni Segreti Bruno. Grazie. Grazie a te come Grazie di sempre cuore. per venirci a trovare. È stato bellissimo. Noi ci ritroviamo più avanti, ma a settembre siamo tutti al cinema, non solo Sì, per vedere 14 il film. settembre. Mamma, qui comando io. Perfetto. Non potete mancare. Giovanni Segreti Bruno, grazie a te. Grazie di cuore. Grazie, Buona Giovanni. continuazione. Grazie. Ciao, ciao. Allora, i nostri gelati sono ritornati e noi qui un foglio per uno abbiamo i risultati, appunto, che fra un po' andremo a svelare anche al pubblico. Prima però Le facciamo rientrare perché sì. loro hanno anche una sorpresa per noi. Ah, è vero. Ultimo serpentone per le nostre ragazze, arrivano. Miss Italia. Ormai l'abbiamo imparato anche a memoria. Grazie ragazze, grazie al nostro corpo di ballo. Voi potete prendere posizione, ovviamente, perché tra poco andremo ad eleggere Miss Mania Grecia Calabria. Ma prima parlavamo di questa fascia speciale, ovvero una fascia fuori concorso alla quale noi teniamo tantissimo, perché ogni volta che veniamo a Ciro Marina ovviamente una ragazza è stata fasciata con il titolo di Miss Città del Vino, che ripeto nuovamente è una fascia fuori concorso, quindi non ha nulla a che vedere con il concorso, con la selezione regionale, ma è una fascia che Mario Patanisi, che voglio qui vicino a me, così ci dirà chi è la Miss Città del Vino, decide di ovviamente dare a una ragazza scelta da lui, che sarà proprio la testimonial di Città del Vino. Quindi La facciamo arrivare anche la fascia. facciamo entrare sì la Eccola. fascia. Con la nostra Marina. A Mario Patanisi. Grazie Marina. Grazie. Bene Mario. Chi è la Miss Città del Vino 2023? Ne posso avere 15 di fasce? magari. È difficile. Direi la numero 11. La numero 11. La numero 11. Gianni Fertella.
la Miss Città del Vino, Jennifer Stella. Prego. Poi suggelleremo con un brindisi dietro le quinte, a questo punto mi sembra d'obbligo. insomma. Penso una cassa di vino anche per te. Un po' di Cirocci vuole. Certo. Una cassa di vino pure per te e una anche per me. Va bene, noi brinderemo alla salute. Grazie Mario Patanisi. Anche di tutti i cirotani. Allora, adesso chiameremo in ordine sparso 3 ragazze, dopodiché andremo a decretare colei che vincerà questa sera. Dove andiamo? Perché qua ci sono troppi occhi indiscreti. Scendiamo un po', vai, scendiamo un po'. No, ma se noi scendiamo ci mettiamo davanti a loro. Direi di dietro. salire. Io volevo stare un po' vicino al pubblico. Lo so, ma è meglio che vedono loro e non te. Dico, mettiamoci qua. Questo è anche, capite come c'è sempre, Sei una discola. Ma io lo dico per le ragazze. Io non ho mai capito ancora se mi aiuti o meno. Ti voglio bene. Lo so, pure io. Allora, iniziamo col chiamare al centro la numero 11, Jennifer Aceto. E io chiamo la numero 4, Daniela Tedesco. Chiamare l'ultima per questa sera. Sì. E a me dispiace tanto però. Anche a me, ma diciamo come ogni sera alle ragazze di continuare a inseguire il loro sogno perché siamo solo alla terza selezione regionale. Ce ne sono ancora tante. Prima Maria Grazia ha detto che le ha vinto proprio la sera della finalissima, le è stata ceduta la fascia della Miss Calabria, quindi non mollate perché il percorso è ancora lungo e avete ancora tante possibilità. Chi manca? Manca la numero 1, Zari Mastruzzo. Stavolta possiamo tornare qui davanti. Visto che è stato un pubblico numerosissimo questa sera a Cirò, vorrei l'applauso più caloroso per tutte le altre ragazze. Facciamo togliere la fascia a Jennifer perché non sappiamo come andrà a finire, ma devono essere ovviamente tutte senza fascia. Esatto. Facciamo arrivare la fascia appunto di Miss Magna Grecia Calabria 2023. Facciamo entrare anche la corona e chiamiamo a premiare Virginia Marasco, Francesco Affatato, Cataldo Strumbo per il Gello Miluna e Maria Grazia Costanzo. Che a questo punto cederà a questo punto la sua fascia. È quasi scaduta. Tra 2 minuti non sarà più Miss Magna Grecia. Io volevo chiedere a Virginia come è andata stasera. No, è andata benissimo. Io volevo dire a tutte le ragazze veramente siete splendide. Avete, oltre diciamo alla bellezza, avete dato insomma un contributo importante anche nel cantare, doti attoriali da poeti, veramente è stata una bellissima esperienza per noi che vi abbiamo vissuto da giurati. Continuate sempre con il sorriso perché è la cosa più bella che avete quando arrivavate lì davanti a noi, questo meraviglioso sorriso. Poi siete giovani e quindi avete veramente un grande cammino davanti. Grazie. Quindi a questo punto posso dirti una cosa? Mi ha scritto un'amica che ha visto la diretta, una tua amica, una nostra amica che è Larissa Volpe in testa e che ti manda tanti saluti. C'è Larissa, domani sera ci vediamo. Grazie. Io ovviamente a questo punto mi assicuro il ritorno l'anno prossimo perché noi mancavamo da un po' di anni, quindi siccome ormai il consigliere Affatato insieme all'assessore Giuseppe Strancia hanno comunque in qualche modo voluto fortemente questa serata, assolutamente E io però allora siccome dicono che una stretta di mano valga più di una firma sul contratto, io stringo la mano, ecco qui, così voi riprendete, fotografate perché noi l'anno prossimo il sindaco Sergio Ferrari sarà sicuramente d'accordo. Felicissimo, anche perché ormai siete amici con Andrea, quindi uscirete insieme con Andrea. Andrea si fidanzerà a Ciro Marina, quindi è fatta.
Hai fatto tutto tu adesso. Tutto io, Beh, però intanto l'anno prossimo noi è ritorniamo. vero, ritorniamo. Allora, Ci siamo. ci siamo? Sì. Ma andiamo decisamente a decretare la vincitrice o la No, Miss intanto terza? dovremmo andare dal nostro ufficio stampa che fa segnali di vero. fumo, che è Denis Ubriaco, che deve comunicarci chi è stata la Miss più votata dal web. Vai. Denis. Buonasera a tutti, questa sera la Miss più votata è la numero 4, Daniela Tedesco. Dai Dani. Passerella per Daniela Tedesco. A questo punto andiamo a decretare la terza classificata di Miss Magna Grecia Calabria, che è la numero 4, Daniela Tedesco. Passerella per Daniela. Un'altra passerella. Un'altra. E adesso sono rimaste in due. La bionda e la mora. E il Gabibbo. Sì. Magari con un altro vestito. Te lo presto. Ok, cambiamo atmosfera. Siamo arrivati nella meravigliosa Cirò, dove la Magna Grecia, la cultura, i sapori, i colori sono delle note importanti per la nostra meravigliosa regione, accolti da un pubblico fantastico, numeroso e meraviglioso. Delle nostre 15 concorrenti sono rimaste loro due, la bionda e la bruna. Una di loro vestirà a brevissimo la fascia di Miss Magna Grecia Calabria 2023 ed è la numero 2023, la numero 1, Zari Mastruzzo. Pasta e corona per Zari. Andiamo intanto a far fare la passerella alla nostra seconda classificata, la numero 11, Jennifer Stella. Magna Grecia Calabria 2023, Zari Mastruzzo. Eccola qua che rientra. Allora, assessore. Intanto facciamo indossare anche il gioiello Miluna. Facciamo venire al centro con noi l'assessore, che in questo momento sta facendo anche da assistente. Maria Grazia, hai ceduto ufficialmente la fascia. È così, è così. No, ancora non ti mandiamo in pensione. No, non ti mandiamo in pensione perché è una missa per sempre, ricordalo. E mentre loro continuano le vestizioni di rito e di ruolo, grazie a tutto il pubblico di Cirò, grazie ai nostri tecnici. Io volevo ringraziare, ovviamente con loro ormai scherziamo, tutti i genitori veramente per il vostro sostegno e supporto per accompagnare le vostre figlie in giro per questo meraviglioso sogno. Ringrazio Ciro Marina, l'amministrazione comunale, ringrazio l'assessore Virginia Marasco, i tecnici che so siete molto stanchi perché la stagione è impegnativa, però grazie anche ai nostri ce giurati. la faremo. Ringraziamo i giurati, ringrazio ovviamente Carmelo, saluto le mie figlie, mando un bacio grande a loro perché le penso sempre. Grazie Andrea Grazie Di Jacopo. Linda. E allora, come ogni sera, ricordatevi sempre del vostro passato, guardate con ottimismo il vostro futuro e se volete portate nelle vostre case anche questa sera un po' di presente. Ciao! Buonanotte!
ritorni in mente. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi do occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto